fortunatamente si riparte, dai. Alle 8 del mattino il primo cliente, uno alla volta, il pavimento che sembra il parquet di un campo da basket. Questa è la ripartenza per i parrucchieri e acconciatori. Telini monouso e igienizzazione dopo ogni taglio. Queste le linee guida che vengono seguite. Tutto kit monouso al cliente, all'entrata con l'igienizzante. Abbiamo il discorso che come entra la sua borsetta, le sue cose personali vanno chiuse e ogni singola spatola viene sterilizzata al momento che è stata usata. Qui i suoi prodotti, disinfettante, monouso, la mascherina, l'igienizzante, sul bancone. Questo è un salone per uomo e donna, 2 spazi e 2 ingressi separati. La voglia di ripartire è tanta. 2 mesi di sospensione così è stata dura perché ti manca il lavoro, ti manca i clienti, il contatto con tutti quanti i nostri clienti, insomma, ecco. In provincia sono più di 2200 le attività di servizi alla persona, acconciatori ed estetisti, che ripartono. Ogni negozio ha speso circa 800 euro per mettersi in regola, a cui vanno aggiunti i nuovi costi mensili come asciugamani monouso, disinfettanti e igienizzanti o i kimono usa e getta. Tutto monouso. Ora si ricomincia a lavorare anche il lunedì, molte volte ad orario continuato. Pronto? Venire sabato 30 o qualcosa di libero. Il telefono non smette di squillare per prenotare l'appuntamento, segno che la voglia di ritornare alla normalità è forte anche da parte dei clienti. Sono arrivato in condizioni indecenti e finalmente c'è una parvenza di ripresa di vita normale. Con un po' di attenzione però si può fare. Io ne avevo proprio bisogno, non vedevo l'ora. Finalmente possiamo muoversi un po'. Perché se non morivamo di coronavirus, morivamo disperati guardando fuori dalla finestra.